Gli ingredienti ci sono tutti: luminarie, mercatino, casette del brulè, pista da pattinaggio, tranino lillipuziano, eventi per bambini, spettacoli con artisti di strada. È il Natale del comune di Belluno, all'insegna della qualità e della riscoperta delle tradizioni. Siamo molto contenti di riuscire quest'anno, dopo lo stop forzato dello scorso anno, a riprendere con tutte le iniziative natalizie. Un Natale slow e sostenibile, temi cari all'amministrazione che ha stretto un patto con Coldiretti per la realizzazione del tradizionale mercatino. Quest'anno abbiamo deciso di scendere un po' in campo, diciamo così, per proprio promuovere quelli che sono i prodotti della provincia di Belluno. I produttori si alterneranno sulle casette, sulle 10 casette di somministrazione, ci saranno anche degli artigiani. I produttori si alterneranno nelle casette per tutta la durata dell'evento, che si svolgerà nei prossimi 2 weekend e successivamente per l'intera settimana di Natale, con un'offerta variegata, dai formaggi ai salumi, con l'immancabile pastina, ai prodotti della terra. L'accesso alle attività sarà libero, compatibilmente con le aree soggette a esibizione di Green Pass ordinario. Non ci saranno varchi d'ingresso, ci saranno dei controlli a campione, esattamente come oggi ci richiede lo Stato, sostanzialmente, cioè di fare dei controlli a campione. Abbiamo messo dei tavoli, questa è la grande novità, pregando le persone nei limiti del possibile di sedersi, perché seduti si ha una situazione più ordinata e meno ammassata. In caso di evoluzione negativa dei contagi, il sindaco sarà pronto ad emanare un'ordinanza per imporre la mascherina laddove si verificassero situazioni di assembramento. Sul fronte delle difficoltà con il Consorzio Belluno Centro Storico, da sempre interlocutore privilegiato per le iniziative natalizie, Massaro ha chiarito il nodo del contendere. Volevano che il contributo venisse girato direttamente a loro, cosa che è molto delicata nel pubblico, sapete che bisogna passare attraverso delle procedure, e in una situazione nella quale i loro stessi associati chiedevano al comune lumi su come erano stati spesi i soldi prima, perché qualcuno adombrava il fatto che qualcuno nel consorzio ci avesse guadagnato più di qualcun altro. Una situazione per noi un po' imbarazzante.